In lingua napoletana, quando due persone hanno litigato, ecco, c'è stato un contrasto, che è una piccola lite magari facilmente recuperabile, e due innamorati si sono sciarrate, una sciarra, che da ex errare, che vuol dire appunto deviare. Insomma, hanno avuto una questione, come dice anche Edoardo De Filippo in Natale in Casa Cupiello, quando la figlia ha avuto una questione con marito. C'è stata una disturbata, c'è stata una appiccica, insomma. Appiccica, tra le altre cose, in lingua italiana significa esattamente l'opposto, no? Appiccicare vuol dire appiccicare, incollare, attaccarsi. In napoletano si sono appiccicati, è esattamente l'opposto, si sono invece distanziati, allontanati. Bene, ma quando però in lingua napoletana è finita una lunga e duratura amicizia, usiamo un modo straordinario per definirlo, sapete quale? Là si sono rotte giarratelle. In lingua napoletana si sono rotte giarratelle significherebbe semplicemente si sono rotte le brocchette di terracotta, le brocchette quelle per bere, quelle di uso quotidiano. Ma qual è la connessione semantica con la litigata? Beh, dovete sapere che a Napoli la brocchetta di terracotta, metaforicamente, è il simbolo dell'intimità, è il simbolo dell'amicizia. Se due amici, ecco, l'uno va in visita all'altro, facciamo così, se due famiglie sono amiche perché magari i figli sono fidanzati, se l'una va in visita all'altra, non è che viene trattato con distacco, no? Quello col servizio buono, con il servizio di Capimont, ma è sufficiente usare le brocchette di uso quotidiano, le giarretelle di terracotta, no? Perché c'è intimità fra le due famiglie. Ma qualora innamorate si lasciassero e quindi ovviamente subentra litigio, subentra sciarra, questione, e beh, effettivamente la prossima volta se l'una va in visita all'altra verrà trattata con distacco, verrà trattata col servizio buono, casomai ci andranno. Magari i giarretelle si sono rotte pure metaforicamente perché se le sono buttate appresso e quindi si sono rotte anche, come devo dire, da un punto di vista materiale, ma in realtà il riferimento è tutto metaforico, cioè non c'è più la giarretella, è venuto meno il simbolo stesso dell'intimità fra due famiglie. Si sono rotte le giarretelle.